3 mesi di musica, spettacoli, cultura e socialità e anche gioco di carte nel cuore verde della città. È ripartito stile Garden ai giardini di Sant'Andrea che fino al 19 settembre si trasformeranno in un grande spazio all'aperto affacciato sul Sile, tolto la microcriminalità per restituirlo alla comunità. È un impegno che la città ha assunto sin dall'anno scorso di abitare quel luogo, i giardini di Sant'Andrea, e così è stato e così sarà quest'anno, perché abbiamo verificato che effettivamente l'idea di abitare, di creare degli eventi culturali e non solo, anche di intrattenimento, anche dal punto di vista di un solo incontro di fronte a un caffè, ha dato la possibilità a riconoscere quel luogo non solo come un luogo da evitare, ma anzi un luogo da frequentare. Dal mercoledì alla domenica, dalle 17 a mezzanotte, il parco ospiterà una varietà di eventi da non perdere, anche per bambini e famiglie, oltre ad un'area dedicata al relax con food truck e picnic sul prato. Ci saranno concerti di jazz, di blues, ci saranno performance teatrali, reading, persone che raccontano libri, esperienze, ci saranno delle esperienze di benessere con lo yoga, ci saranno incontri con alcune associazioni benefiche del territorio. Quello che volevamo era che i giardini fossero un luogo di incontro artistico, culturale, umano, un luogo da riscoprire e un luogo anche dove poter sentirsi liberi di andare, riflettere, viverlo, perché è un luogo magico, vicino all'acqua, con il rumore dell'acqua, con il fresco che porta l'acqua e con una natura molto bella. Ogni domenica mattina alle 9 una pratica di yoga e Pilates per rigenerarsi e partire al meglio in un luogo che diventa vissuto, partecipato, sicuro e inclusivo. Non c'è età, veramente dal piccolo bambino che può partecipare fino al signore e alla signora di una certa età, perché sarà uno yoga dolce, sarà uno yoga più di risveglio e poi proporrò la variante della posizione magari più difficile per persone che già praticano. L'esperienza dell'anno scorso è stata enormemente positiva, abbiamo riportato i trevigiani ai giardini di Sant'Andrea, abbiamo reso i giardini di Sant'Andrea un luogo dove trovarsi, dove fare le cose insieme, dove divertirsi e quindi quest'anno ci sembra il caso di ripetere l'esperienza e possibilmente di migliorarlo ulteriormente. Nessuna paura della malavita. Abbiamo più paura del tempo, diciamo. La malavita... Allora, chiaro, succedono delle cose, chiamiamo la polizia e sono sempre pronti ad intervenire. Speriamo che la cosa resti sotto controllo come l'anno scorso.